Una voce io ho sentito forte, poi io esco fuori e ho visto tutta gente sotto gli alberi. Poi ho visto tanto male gente, 6-7 donne, anche 3-4 bambini. Era qualche donna molto male. Parte della grande mole del vecchio leccio crollato tra Piazzale Roma e Rio Novo, travolgendo una quindicina di persone, ha colpito anche questo chiosco. Precipitandosi subito fuori, il gestore è stato tra coloro che hanno cercato di portare i primi soccorsi ai feriti. Tanti sangue, qualcosa, io tutto dopo, io ho iniziato, acqua, salviette, gente ha aiutato, che ho visto, dopo è arrivato la polizia, vigili, ambulante dopo, però una cosa era, io ho mai visto in mia vita. Dei 12 feriti ricoverati tra gli ospedali di Mestre, Venezia e Milano, 8 sono già stati dimessi. All'Angelo rimane gravissima in terapia intensiva e in prognosi riservata la 38enne colpita in pieno dalla pianta che ha ferito anche le sue bambine di 2 e 6 anni, una delle quali è potuta tornare a casa in queste ore. Serie ma in miglioramento le condizioni di una cinquantenne, l'altra ferita che destava maggiori preoccupazioni. L'albero è ancora lì sotto sequestro giudiziario ed oggi è un continuo peregrinare di veneziani che si fermano increduli davanti a questo drammatico scenario. Che impressione ha di quello che succede? La noncuranza del comune sulle Ma lei piante. dice che si capiva che stava male l'albero. Com'è? Lei dice che si capiva che l'albero stava male. Io probabilmente no, ma un esperto sì. Una volta che c'era un chiosco qua, era appoggiato addirittura al chiosco. Assieme ad altri due soci, Lucio Grosteghin è il proprietario del chiosco sfiorato dall'albero, nonché una memoria storica della zona, da prima che un riordino delle bancarelle cambiasse volto a quest'area. Facendo i lavori per tirare sulle murette, per farci stare tutti dentro, hanno tagliato secondo me, hanno tagliato le radici. Perché questo non è il primo albero che cade. No, questo è il secondo. L'altro albero è caduto nel novembre del 2022, stavolta centrando in pieno il chiosco di Rosteghin. Qui dove è stato piantato un ancora fragile alberello, l'unica testimonianza di quell'evento è il lampione rimasto decapitato da allora. Siamo rimasti chiusi 6 mesi perché burocrazie, domande e tutto. Abbiamo speso 20.000 euro per ristrutturarlo nuovo. Siamo stati dopo risarciti, però un'altra fila che non ti dico. Nel novembre del 22 Venezia era stata attraversata da una violenta ondata di maltempo, questa volta no, tanto che le persone travolte si stavano riparando dal sole all'ombra dell'albero. Bisogna controllare bene, io ho detto devi tagliare tutte le alberi grandi, però oggi cade questa, domani anche questa, altro giorno questo io ho visto